Allora questa idea è nata dall'ombra longa di Treviso. Siamo andati con degli amici a gareggiare anche noi a fare questo giro e ci siamo messi d'accordo che dobbiamo fare una manifestazione non simile a loro ma con lo stesso principio di girare il paese o può essere una città o chiunque e abbiamo iniziato. Le prime volte si faceva delle cose abbastanza strane, si nascondevano le uova sotto la nostra montagna del Cimagrappa e avevamo i bambini che andavano alle elementari a quelli che frequentavano anche la parrocchia della Verità e ci siamo trovati con una giornata bellissima e saranno stati dai 250 ai 300 bambini fra i genitori e i nonni e poi anno per anno abbiamo organizzato di fare un giro simile come Treviso e siamo arrivati a avere dei boom da 8, 9, 10.000 come nel 2007. Nel 2007 abbiamo avuto il boom. Quest'anno a occhio croce, io che giro continuamente, siamo sull'ordine di 6.500, 7.000, 8.000 persone. Adesso facciamo un po' i conti questa sera. Abbiamo prezzi veramente contenuti, abbiamo una roba di qualità perché fra le donne di volontariato, fra chi arriviamo dei maiali, abbiamo gli affettati, comunque è una cosa che va abbastanza bene. Col prosecco di Valdoppiadene e il nero che viene dal Piave giù verso Ormelle Oderzo. E il pane che ce lo fa un nostro amico che è cremasco qui a Romano, che ci fa un pane un po' particolare per questa festa. Ecco, è molto piacevole. Attualmente quanti volontari ci sono a lavoro? A lavoro attualmente siamo in 140 attualmente, ma il gruppo che gira attorno dai 8 giorni, 4 giorni prima, dai 160 ai 170. Chi viene 3-4 ore, chi viene un'ora, chi viene 8 ore, come io che inizio a mattina alle 7 e finisco a mezzanotte con tutto questo periodo. Comunque siamo molto soddisfatti gli organizzatori e responsabili delle postazioni e quest'anno abbiamo un'affluenza veramente eccezionale. I fondi dove andranno? I fondi vanno soprattutto alla parrocchia a sostegno di qualche persona che ha bisogno, ma la maggior parte della parrocchia perché abbiamo una parrocchia che è un po' da sistemare come parrocchia, diciamo, la chiesa, e con tutte le cose che gli vanno dietro sosteniamo un po' anche il nostro ambiente operativo che è la sede del gruppo Alpini e Sommoso.